Sono 21 le persone rimaste senza un'abitazione. Sono i residenti di via Favignana a Monserrato, quartiere di Agrigento. Dopo l'ennesima frana del costone, il comune di Agrigento ha firmato l'ordinanza di evacuazione della palazzina al Civico 5. È riuscita a garantire una sistemazione e strutture ricettive per soli 3 giorni. Le casse di Palazzo dei Giganti sono infatti perennemente al verde. Così ieri si è conclusa l'accoglienza nei bed and breakfast della città delle 7 famiglie sgomberate. Da oggi queste persone non hanno un tetto sulla testa, e questo dopo che il caso di via Favignana è stato più volte segnalato negli anni, ma ad ogni cedimento ne è seguito un altro, fino ad arrivare a questo punto l'evacuazione delle famiglie. Abbiamo chiesto aiuto a tutti, allo IACP, alla Caritas, alla Diocesi, non ci sono alloggi e sistemazioni immediatamente disponibili. Attendiamo il sopralluogo della Protezione Civile regionale e capiremo i tempi necessari per il rientro a casa delle famiglie sgomberate. Parla così l'assessore comunale alla solidarietà sociale Gerlando Riolo, che aggiunge: occorre prima mettere in sicurezza e poi risanare la collina, ma intanto speriamo che dopo un intervento tampone le famiglie possano tornare a casa. E il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha lanciato un accorato appello al presidente della regione Nello Musumeci affinché si interessi dei tanti dissesti che hanno colpito la Sicilia e in particolare ovviamente Agrigento.